Giulia in arrivo domani dalla Germania sarà sorvegliato 24 ore su 24, serve un reparto protetti, per questo potrebbe essere portato in carcere a Verona e non a Venezia, interrogatorio di garanzia forse lunedì. Intanto emerge l'ipotesi che Turetta abbia comprato online del nastro adesivo alcuni giorni prima del delitto, lo stesso tipo di scotch trovato a Fossò. Investigatori al lavoro, si valuta la premeditazione. Gino Cecchettin oggi all'Università di Padova, dove è stata dedicata una panchina rossa alla figlia, il suo appello agli studenti. La premier Meloni a Verona, violenza di genere incompatibile con il presente. Tamponamento tra un autobus e un furgone sul Ponte della Libertà, paura per i passeggeri, alcuni feriti ma non in modo grave, pesanti le conseguenze sul traffico. Tragico schianto frontale tra due auto a Illasi nel Veronese, perde la vita una ragazza di 23 anni, ferita la coppia di coniugi nell'altra vettura. Oltre 600 milioni al Veneto con l'accordo di coesione firmato dalla Presidente del Consiglio a Verona e dal Governatore Zaia, serviranno per infrastrutture, ambiente e diritto allo studio. Il Capo dello Stato è tornato in Veneto a poco più di un mese dalla commemorazione per il Vajont, giornata a Venezia per Sergio Mattarella, prima a San Marco e poi alla Fenice. Da Padova a Treviso a Vicenza i cortei del secondo sciopero contro la manovra indetto da CGIL e UIL, dedicato stavolta al settore privato, in migliaia in piazza. Buonasera, bentrovate e bentrovate, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Cominciamo con la cronaca in primo piano. Una volta in carcere Filippo Turetta sarà sorvegliato 24 ore su 24 per evitare che si faccia del male. Intanto si valuta la premeditazione. Il ragazzo infatti avrebbe comprato lo scotch alcuni giorni prima di quel tragico sabato. Dopo l'arrivo da Francoforte all'aeroporto Marco Polo di Venezia con un volo di Stato per non incorrere in problemi di ordine pubblico, considerato il clima di tensione che si è venuto a creare nei suoi confronti, Filippo Turetta è atteso in carcere, dove sarà notificato l'ordine di custodia cautelare per l'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin. Il suo legale Giovanni Caruso esclude che ci possa già essere l'interrogatorio di garanzia, che non avverrà prima di martedì, perché vuole prima incontrare il suo assistito e analizzare la documentazione. In carcere Turetta sarà in isolamento a sua tutela e sorvegliato 24 ore su 24 per evitare gesti autolesionistici. Per questo si cerca una struttura con un reparto ad hoc, come potrebbe essere l'Istituto di Verona. Intanto è emerso che il 22enne di Torreglia avrebbe acquistato online del nastro adesivo compatibile con quello ritrovato nella zona industriale di Fossò, dove Giulia è stata aggredita la seconda volta. L'acquisto sarebbe stato effettuato 2 o 3 giorni prima di quella tragica sera, mentre gli inquirenti stanno valutando di contestare al ragazzo l'aggravante della premeditazione e il reato di occultamento di cadavere. Sull'auto nera, ancora in Germania, in attesa che i carabinieri coordinati dalla Procura di Venezia vadano a prenderla per sottoporla alle analisi del RIS di Parma, la polizia tedesca nel frattempo ha effettuato una ricognizione superficiale. Non risulta, si legge nel rapporto, che il mezzo sia incidentato e non risultano segni evidenti di sostanza ematica. Mentre emergono i contenuti della denuncia di scomparsa presentata ai carabinieri domenica 12 novembre da Gino Cecchettin, in cui si legge «Temo per l'incolumità di mia figlia», riferendo, come anche in alcune dichiarazioni ai microfoni, che la figlia aveva sempre comunicato ogni suo spostamento se si fosse trattenuta fuori casa. Un messaggio forte è arrivato dalla premier Meloni a Verona per la firma dell'accordo per la coesione con la Regione Veneto, che ha aperto la cerimonia con un applauso in ricordo di Giulia. Una cosa che mi ha reso fiera in queste settimane è stato vedere approvare la legge che il governo ha varato contro la violenza all'unanimità dalle forze politiche, con il contributo di tutte le forze politiche, e noi continueremo ad andare avanti. Ci sono anche altre importanti iniziative che portiamo avanti in questi giorni e non ci fermeremo fin quando non si fermerà qualcosa che è incompatibile con il nostro presente. Sicuramente il ruolo dell'educazione, dei centri dell'educazione, delle famiglie è fondamentale, perché se non si investe sulle nuove generazioni non si affronta, e perché io credo che noi non stiamo capendo quanto certa parte della modernità abbia rimesso in discussione tutti i modelli, no? E forse noi, che come genitori siamo la prima generazione che non è cresciuta digitale e che si confronta con un mondo digitale, non siamo neanche attrezzati. Il papà di Giulia Cecchettin oggi all'Università di Padova, dove le è stata dedicata una panchina. Ascoltiamo il suo appello agli studenti. Oggi siamo qui per Giulia,
e dobbiamo ricordare che da questo tragico evento deve nascere qualcosa. Vanno bene i messaggi che state dando, vanno bene i minuti di silenzio o di rumore, ma quelli poi finiranno. Quindi io voglio che tutti i giorni ognuno di noi si guardi nella vita, nella propria vita, provi a fare anche solo un pensiero su quello che potrebbe fare per migliorarla, non nei propri confronti, ma nei confronti della persona amata, nelle persone vicine, negli amici e soprattutto nelle donne. Il papà di Giulia nel Dipartimento di Ingegneria Informatica, dove sua figlia avrebbe dovuto laurearsi giovedì scorso, parla agli studenti. Il suo appello con voce pacata è la dignità e la compostezza che abbiamo conosciuto in queste settimane di dolore. Dobbiamo tutti interrogarci per capire cosa ognuno di noi può fare, dice. Voi potete darci una mano perché voi siete il futuro e ognuno di voi parlando, cercando di capire cosa è mancato a tutti i livelli, dai docenti agli studenti stessi, ai giovani stessi, ai genitori, perché anch'io mi faccio delle domande, e magari confrontandoci e cercando di capire cosa in più si può fare, trovare un protocollo, un modo per poter sradicare la violenza, in particolare la violenza sulle donne. Ecco. Questo mi sento di dire dal cuore. Gino Cecchettini, insieme alla rettrice dell'Università di Padova, Daniela Mapelli, ha poi scoperto una panchina rossa dedicata a Giulia, un simbolo che è soprattutto un punto di partenza per sradicare completamente la violenza sulle donne, smuovendo le giovani coscienze. Giulia non me la restituirà più nessuno, ma dalla morte di Giulia voglio far nascere magari tante belle iniziative. Vi ringrazio tutti. In ricordo di Giulia Cecchettin a Bassano in questo momento si sta svolgendo una fiaccolata proprio appunto in ricordo della 22enne. Siamo collegati in diretta con Vanessa Banzato. Vanessa, buonasera. Sì, buonasera, buonasera. Sta per partire la fiaccolata da Viale delle Fosse nel cuore di Bassano del Grappa. Ecco, vedete in testa la sindaca Elena Pavan. Si parla di 800 persone almeno presenti a questo appuntamento che vuole essere un vero e proprio momento di sensibilizzazione per dire basta alla violenza contro le donne. Vedete in testa la sindaca Elena Pavan e poi a seguire via via questo fiume di persone. Sono tantissimi giovani, ragazzini, ragazzine, sono tantissimi gli studenti e le studentesse presenti. C'è un'intera comunità che si stringe sia nel ricordo di Giulia Cecchettin, ma anche nel ricordo di altre due donne che proprio nel Bassanese persero la vita. Si intende Giulia Rigon, che venne uccisa il 9 dicembre di un anno fa a botte dal compagno proprio a Bassano del Grappa, e di Dorina, la mamma di Pove del Grappa, ammazzata dal marito. Due figure che non vogliono essere dimenticate, così come non vuole essere dimenticata Giulia Cecchettin, così come non vogliono essere dimenticate tutte quelle donne che sono vittime di violenza, in questo caso aggressioni brutali che hanno portato al decesso delle donne che appunto sono state aggredite. Vedete il fiume di persone alle mie spalle che sta raggiungendo adesso il Viale dei Martiri, e poi il corteo si fermerà proprio nel piazzale della chiesa di Santa Maria in Colle, dove ci saranno degli interventi, momenti di ricordo e momenti di sensibilizzazione, ripeto ancora una volta, per dire basta alla violenza sulle donne. Per il momento è tutto, ricevo la linea allo studio.
Grazie a Vanessa Banzato e Andrea Benetti da Bassano. Noi continuiamo con le notizie, dobbiamo darvi conto di un incidente oggi avvenuto sul Ponte della Libertà a Venezia, un tamponamento che ha visto coinvolti un autobus di linea e un furgone. Fortunatamente si sono registrati alcuni feriti lievi. Pompieri arrivati da Mestre con 2 mezzi, tra cui l'autogru, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre alcuni passeggeri che si trovavano a bordo del bus della linea 53 sono stati assistiti dal personale del SUEM accorso sul posto con più ambulanze. Notevoli disagi alla circolazione sul posto la polizia locale per deviare il traffico ed eseguire i rilievi del sinistro. Un altro incidente, purtroppo un tragico schianto alle 13:30 di oggi a Illasi nel Veronese. Una ragazza 23enne è morta nello scontro frontale tra 2 auto nella frazione di Donzellino. Altre 2 persone sono rimaste ferite, da chiarire ancora la dinamica del sinistro. A perdere la vita la giovane al volante di una Opel Corsa, in ospedale la coppia di coniugi che si trovava nell'altra vettura. Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del SUEM. Noi ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, a tra poco. Rieccoci in studio, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Continuiamo con le notizie in fiera a Verona, dove questa mattina è arrivata la Premier Giorgia Meloni per la sottoscrizione con il presidente Zaia dell'accordo per la coesione. Il governo italiano firma il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, per la Regione del Veneto firma il Presidente Luca Zaia. È Job Orienta, il Salone dell'Orientamento e della Formazione, ad ospitare la sottoscrizione tra Governo e Regione Veneto dell'accordo per lo sviluppo e la coesione, che interviene sull'utilizzo dei fondi europei per eliminare i divari tra territori e che la riforma dell'esecutivo ha reso pienamente spendibili. Noi stanziamo in tema di sviluppo e coesione 470 milioni di euro. Questi 470 milioni di euro si concentrano su 2 grandi priorità. Le 2 grandi priorità sono le infrastrutture, particolarmente viarie, la messa in sicurezza del territorio, quindi diciamo il tema ambientale, con particolare riferimento al tema della risorsa idrica. Ci sono circa 80 interventi che vengono finanziati. A questi si aggiungono ulteriori risorse che arrivano da altre voci di bilancio, che serviranno per il diritto allo studio, nello specifico per la residenza degli universitari, per interventi di riqualificazione urbana, degli impianti sportivi e delle strutture di riabilitazione. Per i Veneti significa 607 milioni e 600 mila euro, magari faremo arrotondare poi, e manca l'opportunità di fissare e mettere a terra un sacco di opere sul fronte ambientale, infrastrutturale, digitale, sociale, culturale, quindi direi veramente una bella operazione. La Premier Meloni si è poi intrattenuta tra i padiglioni del Salone, salutando gli studenti presenti e ricevendo 2 omaggi dalle studentesse della Scuola della Pelle di Chiampo, uno per sua figlia Ginevra e uno per lei, una borsa tricolore a tracolla. Giornata veneziana per il presidente Sergio Mattarella, prima la tappa a San Marco, poi al Teatro La Fenice. È 12:30 quando, come da programma, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva in piazza San Marco per il primo appuntamento della sua visita lampo a Venezia. Accanto al capo dello Stato, la vicepresidente della regione Elisa De Berti, il presidente Zaia è impegnato a Verona con la premier Meloni, il sindaco Luigi Brugnaro e il prefetto Michele Di Bari. Ad attenderlo, di fronte alle procuratie vecchie, i vertici delle Generali per una visita privata alla casa di The Human Safety Net. Le procuratie vecchie sono state oggetto di un recente restauro che ha permesso di aprirle al pubblico. Circa mezz'ora dopo, il presidente attraversa la piazza verso il bacino di San Marco. Dopo una breve sosta davanti al nuovo sistema di barriere di vetro antiacqua alta alla Basilica, Mattarella ha raggiunto la prefettura. Quindi il Teatro La Fenice per la prima di Le Comte d'Hoffmann di Jacques Offenbach. Mattarella ha espresso l'emozione e il piacere di trovarsi a Venezia, ha raccontato poi il sindaco Luigi Brugnaro, ma la visita in piazza San Marco è stata anche un'occasione per sottolineare le esigenze di manutenzione di una città per la quale è vitale il rifinanziamento della legge speciale. Noi abbiamo avuto adesso come comune i tagli 200 milioni. Sono tornati indietro sui tagli del 2023, speriamo tornino indietro sui tagli del 2024 anche, però per adesso ci sono ancora. Io non sono d'accordo su certe questioni che adesso sono in finanziaria, di sconti che poi sono pochi per recuperare da altre parti, io non sono d'accordo, cioè nel senso che secondo me
bisognerebbe investire sulla crescita. Io andrei a dare una mano alle imprese, quelle che funzionano, non quelle che devono fallire. Tipo all'Italia abbiamo continuato a buttare miliardi su quella roba là. Corteo di CGIL e UIL questa mattina per lo sciopero generale del settore privato. In 3.000 hanno sfilato per le vie di Padova. Ecco le loro rivendicazioni nei confronti del governo Meloni e della finanziaria appena varata. Le ragioni sono le ragioni di un paese diviso in due parti, una parte che soffre e chiede una modifica sostanziale alla legge di bilancio e l'altra parte che è quella che sta benissimo perché non paga le tasse e perché quando è in difficoltà sotto il profilo della sanità se la può pagare, perché poi l'altra grande questione è una sanità che si sposta sempre più in una dimensione da spirito privato, quindi chi ha i soldi si cura, chi non li ha non si cura. Questo noi diciamo che bisognerebbe intervenire e cambiare verso rispetto a una lotta seria all'evasione e all'elusione, all'evasione contributiva e poi cominciare ad avere una visione di questo Paese, quale politica industriale, quale politica per i giovani, quale politica per le donne. Continuiamo a ripetere che questa manovra è assolutamente sbagliata, la riduzione del cuneo era già stata prevista l'anno scorso, non va un euro in più in tasca di lavoratori e pensionati, l'inflazione cresce all'impazzata del 17% nell'ultimo triennio e i soldi che in più non vengono messi non bastano alle persone per arrivare a fine mese. Il 63% delle famiglie, sono i dati Eurostat, non arriva a fine mese. Cresce la povertà assoluta, abbiamo sempre più persone che non ce la fanno più, che sono davvero in condizione di totale indigenza, oltre 1.300.000 persone. A fronte di tutto questo il governo non prende misure, non incentiva invece l'incremento dell'occupazione, l'incremento dei salari, non mette i soldi in tasca ai lavoratori, riduce le risorse legate allo Stato sociale, in particolare alla sanità, all'istruzione. Le persone non sono più in grado di curarsi, devono aspettare tempi immani rispetto alle liste di attesa. Con questa notizia è tutto, tra poco l'edizione di Venezia, vi lascio al meteo, una buona serata, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. Affluisce aria di origine artica sul nostro territorio che nel weekend porterà un freddo di stampo invernale. Vediamo il dettaglio di sabato 25 novembre. Sul Veneto sarà in prevalenza soleggiato, cielo pressoché sereno ovunque, salvo sui settori dolomitici più settentrionali, dove saranno probabili nubi irregolari associate a locali nevicate, qualche fiocco di neve fino a fondovalle. Temperature, come detto, in calo, minime tra -2 e 2 gradi, massime invece comprese tra 6 e 11 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui tanto sole, cielo in prevalenza sereno o velato, non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime sui 9-10 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà piuttosto soleggiato ma con forte vento da nord, nevicate diffuse sui settori lungo i confini alpini. Temperature minime sotto lo 0, massime sui 6-9 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.